Siamo a Venezia, siamo in un luogo molto particolare, le Gallerie dell'Accademia, siamo qui per celebrare la Giornata Nazionale della Cultura del Vino e del Cibo. Vino, cibo ed arte, è un grande connubio che AIS porta avanti da anni. Beh, vino, cibo ed arte, mi viene da dire anche quasi emozione, perché oggi abbiamo, come dire, un colpo d'occhio attorno a questo incontro che è straordinario. Insomma, siamo nel tempio della cultura a tutti gli effetti, quindi poter quest'anno in modo particolare centrare un convegno, un incontro con un grande artista nel mondo, in uno spazio che è particolarmente dedicato all'arte, ci dà un respiro particolarmente ampio e ci dà grande soddisfazione. Dal presidente regionale di AIS Veneto Marco Aldegheri al delegato di Venezia, Giancarlo, cosa dire? Siamo immersi in anzi Giampaolo, scusa, siamo immersi in un ambiente particolare, ma avremo anche degli ospiti eccellenti che saranno qui in una tavola rotonda proprio per parlarci di arte, vino e olio. Assolutamente. Beh, ovviamente avremo la presenza anche del Ministero, ma avremo anche il grande artista, quindi Milo Manara sarà qui con noi ed ecco che i tratti cromatici che a volte andiamo a leggere all'interno del calice potranno diventare il fascino e la seduzione di tratti di una matita, quindi a volte ecco, l'arte, la cultura trova dei fantastici connubi, questa volta in una sede veramente prestigiosa e in una delle città più belle del mondo. Chiaramente sono un po' di parte, ma come delegato di Venezia, insomma. Questo è altro. Presidente, appunto parlavamo di Milo Manara, grande fumettista, uno dei personaggi più importanti che però adesso è anche un personaggio del vino. Beh, diciamo che Milo Manara insomma, ha dedicato spesso parte del suo lavoro al mondo del vino, è sempre stato spesso e volentieri a esperienze molto diverse e non ha mai disdegnato questa attenzione al mondo del vino, un po' perché viene da un'area importante legata al vino e sì, e spesso e volentieri aziende piuttosto che consorzi come dire, l'hanno trascinato diciamo, in qualche collaborazione. Oggi ci racconterà quello che è il suo vissuto, quel suo modo di vedere le cose, quel suo modo di tratteggiare, di pennellare anche il mondo del vino, per cui una grande possibilità quella che oggi ci offre questo artista. Quindi dalle 10, adesso Dalle siamo, 11. siamo in diretta appunto, alle 11 il convegno e poi comunque possiamo invitare qui i turisti, i veneziani a venire a trovarci. Certo, la giornata oggi è aperta per AIS e quindi c'è la possibilità di accedere alle gallerie con una visita che solo per noi oggi è riservata in maniera gratuita, piuttosto che accedere alle visite guidate che abbiamo preferito comunque allestire. Quindi vi aspettiamo qui per il convegno che sarà interessantissimo, vi aspettiamo qui per fare le visite guidate alle gallerie dell'Accademia, che altro dire, Forza Ice. Grazie a tutti voi e vi aspettiamo numerosi. Grazie.